Testa coda in programma al Pasqualino Stadium con il Castelvetrano Selinunte opposto in questa seconda giornata del girone di ritorno al fanalino di coda Città di Carini. L'Under 14 di Mister Crivello, reduce alla vittoria per 4-1 contro l'Alcamo Academy, rende visita al Città di Carini che fin qui ha totalizzato solo una vittoria e 8 sconfitte. Scorgiamo l'11 castelvetranese che propone tra i pali Valenza, Colorito, Cancitato, Principalli, Abate, Forte, Leone, Calamia, Aidoie e Martinico. Dirige l'incontro il signor Francesco Marino della sezione di Marsala. Completo rosa con pantaloncini neri per la compagine castelvetranese, fuori classifica, maglia rosso-blu invece per il Città di Carini. Osservato anche al Pasqualino Stadium un minuto di silenzio in memoria del bomber della nazionale del Cagliari, vincitore dello scudetto Luigi Riva, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Mario Carpinteri possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Dopo 9 giri di orologio, cross dalla destra di Abate smorzato da Aidoie per il tentativo di trivela di Moceri che lambisce il palo. Castelvetranesi che reclamerebbero anche un rigore un minuto più tardi sulla pressione alta di Martinico steso da Calisti, lascia correre il direttore di gara Marino di Marsala. Ospiti che alzano i giri dei propri attacchi al 12° con il destro a distanza proibitiva di Leone, alzato in corner da Tamburlano con l'ausilio della traversa. Dal corner che ne segue è Capitan Forte, il più lesto di tutti a correggere in rete dal limite dell'area piccola per il vantaggio del Castelvetrano Selinunte, piazzati che la fanno da padrone in questa fase della sfida. Leone ci prova con il destro sopra la barriera, alto di un metro circa. Da un 10 ad un altro è Troia a battere il primo colpo per il Città di Carini con un destro al volo dal limite. Ospiti che provano sì a sfruttare la fisicità del proprio Panzer Martinico che dimostra di sapersela cavare benissimo, anche palla a terra, destro secco dallo spigolo d'area che si insacca all'incrocio per lo 0-2 della compagine castelvetranese. Fioccano le occasioni per gli ospiti con Aidoie che non riesce a correggere in rete l'ottimo cross da destra di Colorito. Corner a 2 al minuto 33 che pesca tutti soli Forte e Martinico nel cuore dell'area. Il numero 18 è capitano castelvetranese, calcia alto però da pochi passi arriva il meritato tris degli ospiti con Martinico che lavora un buon pallone a destra, lo cede a Moceri, dentro da Aidoie, sponda per Calamia che libera il destro non lasciando scampo a Tamburlano. 0-3 al Pasqualino Stadium proprio prima del duplice fischio del direttore di gara. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo 4 minuti al rientro in campo delle due formazioni, ottimo movimento a mezzaluna di Martinico che si libera dalla marcatura spalancando il campo a Leone che involatosi forse da posizione di offside viene atterrato al suo ingresso in area, calcio di rigore accordato dal fischietto marsalese. Dagli 11 metri però Tamburlano ipnotizza Martinico, si resta allora sul 3-0. 3 minuti più tardi Leone restituisce il favore precedente a Martinico che fa sportellate con l'intera retroguardia palermitana dopo la parata però di Tamburlano e Aidoie, il più lesto di tutti, a spingere in rete il pallone dello 0-4. Poi era inizio allora la girandola di cambi dentro Cangemi in luogo di Abate. 4 minuti più tardi cerca la doppietta personale il numero 11 degli ospiti con un destro velenoso allungato in corner da un ottimo Tamburlani. Tocca a Lipetri prendere il posto di Principalli. Città di Carini al 52esimo e prova a interrompere il monologo castelvetranese con il destro dal limite di Troia che scheggia la traversa. Ospiti che però non accennano a diminuire la propria pressione in fase offensiva. Cangemi lavora un buon pallone a destra per Aidoie, destro parato da Tamburlano e proprio Cangemi da un'evidente posizione di fuorigioco spinge in rete il pallone dello 0-5. Ancora cambi per il Castelvetrano con l'avvicendamento tra Valenza ed Inzirillo in porta e Stallone prende il posto di Calamia. Puntuale come un orologio svizzero all'ora di gioco la sovrapposizione a destra di Colorito, pennellata in mezzo per il solito Martinico, per il tennistico 6-0 al Pasqualino Stadium. Città di Carini che rischia di perdere la testa. Rosso commissionato al signor Marino a Mannino. Minuto 63 verticale di Leone che spalanca l'orizzonte a Martinico, intervento provvidenziale di Tamburlano sulla ribattuta ancora Cangemi per il tap-in e la doppietta personale. Termina così al Pasqualino Stadium. Castelvetrano Selinunte schianta Città di Carini per 7-0. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.